suoi signori è Titina De Filippo. Attrice, pittrice, madre, ma soprattutto pioniera di quell'emancipazione femminile che avrebbe dovuto attendere ancora molti anni per compiersi. Titina la Magnifica, lo spettacolo messo in scena al Teatro Trianon Bibiani di Napoli, è parte di un progetto dedicato all'eredità artistica della famiglia Scarpetta. Domenico Ingenito e Francesco Saponaro lo hanno tratto dalla biografia del figlio di Titina De Filippo, Augusto Carloni. Titina De Filippo è stata una donna in qualche modo all'avanguardia, in anticipo sui tempi, è riuscita a smarcarsi anche da questa dimensione molto maschile che all'inizio secolo vedeva il capostipite della famiglia Scarpetta e poi Vincenzo Scarpetta e i due fratelli condurre i giochi. Interprete dello spettacolo Antonella Stefanucci, attrice che alterna il teatro al cinema e alla televisione. Non ho nessuna intenzione né di imitarla, forse neanche interpretarla, raccontarla mi sembra la parola giusta. Lei a un certo punto lascia la compagnia, lascia i due fratelli, non ce la fa più, vuole stare a casa sua, sceglie un tipo di vita semplice. Io sono abituata a spettacoli briosi, compagnie importanti, piene di attori di nomi, bei costumi, ricchi scenari. E ora? Racconto la vita di un'attrice che vuole essere soprattutto donna. Anche a causa delle sue condizioni di salute, negli ultimi anni Titina De Filippo si dedicò soprattutto alla pittura. E proprio come un collage Saponaro ha costruito la PS. Io sono partito proprio da questa dimensione, la dimensione di ricucire con un taglio e cuci e con la colla, che è un po' anche metaforicamente la colla dell'anima, la colla dei sentimenti, che una donna riesce a mettere quando compone un'opera, ecco, il collage di una vita. Buongiorno, cavaliere, eccellenza! Un'attrice moderna, contemporanea, asciutta. Questo era fondamentale, cioè non trombona. E quindi da attori De Filippo sono stati questi, attori che si sono subito poi cimentati con la televisione, con il cinema. Lei questo l'ha saputo fare, questo passaggio. Titina De Filippo fu tra le interpreti anche di La donna è mobile, lo spettacolo con il quale Francesco Saponaro rende omaggio a un altro erede della famiglia artistica, Vincenzo Scarpetta. Era un raffinato, era un uomo che aveva studiato musica, avrebbe voluto fare il musicista e ci regala questa scrittura pirotecnica, meravigliosa, comica, brillante, ma armoniosa, in cui a partire dal melodramma e dalle grandi liriche del melodramma e delle operette famose in quell'epoca, riesce a costruire veramente un affresco straordinario dei generi scarpettiani, guardando però all'Europa.